E parliamo delle fattorie didattiche aperte. Un saluto da parte di Andrea Bolognese dal gruppo Facebook, il blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po, e poi abbiamo anche l'omonima pagina Facebook. Comunque vi ricordo col gruppo, ecco, è sempre più facile condividere le vostre locandine, i vostri eventi. Venite, usateci pure. Allora, fattorie didattiche aperte, è ottobre e come tutti gli anni in ottobre ci sono le fattorie didattiche aperte. Cosa direte? No, ma sapete, sicuramente lo sapete già qual è il progetto di aprire le fattorie a chi volesse avvicinarsi un po' di più alle nostre tradizioni, a quello che insomma la vita semplice della campagna, vedere gli animali, anche perché tanti bambini che magari abitano in un centro cittadino grande, ecco, magari non hanno neanche mai visto una gallina, e può succedere, ecco, non è che sto dicendo cose strane. E quindi come tutti gli anni il mese di ottobre è dedicato alle fattorie didattiche aperte. Vi lascio sul post del video il link per andare a vedere, ovviamente in Veneto, quale fattoria didattica è più vicina a voi e magari anche quali curiosità offre, perché ogni fattoria didattica è a sé. Quindi magari un anno potete andare a visitare un anno, ad esempio noi vicino ad Adria c'è un posto che si chiama Grillara e c'è Ferro che con le sue occarine ogni anno apre il laboratorio appunto per fattorie didattiche aperte, ma ci sono tantissime altre fattorie da visitare, ok? Quindi vi lascio il link sul post di questo video per andare a scoprire la fattoria didattica più vicina a voi. Sto parlando del Veneto, ovviamente. E comunque grazie a tutti per l'ascolto da parte di Andrea Bolognese, un saluto a tutti e vi ricordo il nostro blog per lasciare le vostre locandine, i vostri eventi, le vostre manifestazioni. Il gruppo Facebook è il blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po, e poi c'è anche l'omonima pagina Facebook. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao!